e il maestro Lino Bonelli, siamo al Grand Hotel Terme di Montegrotto. Maestro, siamo alle ultime battute del torneo di Super Bridge alle Terme. Come sta andando? Bene, direi che la gente partecipa volentieri. Comunque questo è un posto dove la gente viene per vacanza, ci sono le piscine, fanno i fanghi, fanno le cure, prendono il primo sole e noi diamo questo servizio che è il bridge, con tornei pomeridiani, con tornei serali, ai fine dei quali facciamo poi una classifica e i migliori vengono premiati. Insomma, proprio stiliamo una classifica, primo, secondo e terzo tra le signore e anche i signori. Bene, quindi è aperto a tutti, è un torneo È un che... torneo che può essere aperto anche agli esterni ed è un torneo federale, diretto quindi da un arbitro federale. L'unica imposizione è che la gente sia tesserata e che venga che sia tesserata con la federazione del bridge. Quindi le regole sono quelle della Ci Federazione sono delle Italiana regole Gioco della Bridge. Federazione Italiana Gioco Bridge e vanno seguite quelle, anche per dare una certa ufficialità e per dare un certo rispetto delle regole, se no non ci sarebbero i tornei potrebbero anche non essere regolari, cioè nel senso liberi, è bene che ci sia qualche imposizione, insomma. Bene, allora buona continuazione e arrivederci alla prossima. Bene, grazie, alla prossima occasione che sarà in luglio durante la festa del Redentore facciamo lo stesso un'altra manifestazione del genere. Bene, potrete seguire sul sito del Grand Hotel Terme il programma e scaricare il file. Perfetto, esatto. Arrivederci. Ci saranno anche altre manifestazioni più avanti e basta guardare nel sito dell'hotel stesso. Grazie. Grazie a lei.